Vi rubo le pistole e vi sparo, come ha fatto il colombiano di Trieste, non una minaccia come tante, ma parole precise, forti e taglienti che hanno riaperto una ferita non ancora cicatrizzata. Sono quelle pronunciate da un ragazzo tunisino di 18 anni che, portato dopo un furto nella camera di sicurezza della questura di Venezia, ha evocato i recenti fatti di Trieste, quella sparatoria costata la vita agli agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, uccisi dentro alla questura cittadina dai proiettili sparati da un 29enne di origine dominicana. Era la sera del 4 ottobre quando a Trieste si vissero momenti di vero e proprio panico, poi di profonda commozione e lutto. Il giovane tunisino era stato arrestato poco prima dagli agenti della Polfer di Mestre, allertati da un sedicenne in lacrime che aveva raccontato loro di essere stato derubato di 20 euro e minacciato di morte. Assieme al tunisino anche una ragazza di 12 anni residente a Padova con la famiglia. Una volta portato in questura, il ragazzo è andato in escandescenza, provocandosi anche ferite sul corpo. Momenti di altissima tensione, fortunatamente rientrati. Giudicato per direttissima, lo straniero è stato condannato a 2 anni di reclusione con pena sospesa e obbligo di firma. Per il sindacato di polizia il rischio di emulazione è concreto. C'è il rischio di emulazione, purtroppo in quello che è accaduto a Trieste, che è stata un tragico evento e anche una tragica fatalità. Ripeto, non sarà l'unico episodio di queste persone, insomma, che siano italiane o straniere, che cercheranno di disarmare le appartenenti alle forze dell'ordine per poter poi magari far fuoco anche con la propria pistola. Da qui l'appello alla politica di accelerare sull'utilizzo della pistola elettrica, il cosiddetto taser. Sicuramente eviterebbe il corpo a corpo. Ecco, questo è quello che noi chiediamo, appunto, proprio per azzerare il corpo a corpo e per bloccare la persona esagitata o violenta, quindi non essere costretti ad utilizzare la forza per bloccare questa persona.